La squadra mobile e il commissariato di pubblica sicurezza di Gela oggi hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal GIP di turno nel corso delle indagini preliminari su richiesta della DD antimafia di Caltanissetta nei confronti di 5 gelesi per tentata estorsione e lesioni gravi. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Caltanissetta e hanno avuto avvio lo scorso mese di febbraio, quando la Polizia di Stato ha appreso che un imprenditore titolare di una nota rivendita di fiori ubicata nei pressi del cimitero Farello di Gela, alcuni mesi prima sarebbe stato avvicinato da un uomo il quale, in concorso con altri soggetti ritenuti appartenenti alla consorteria mafiosa della Stidda gelese, avrebbe avanzato richieste estorsive volte a creare un vantaggio alla propria attività commerciale attiva nel medesimo settore merceologico. La vittima avrebbe subito una serie di attentati intimidatori culminati in una vera e propria spedizione punitiva che si è concretizzata col pestaggio dello stesso imprenditore e di alcuni suoi familiari, i quali avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche. Nel corso dell'aggressione, che sarebbe avvenuta proprio all'interno dell'attività commerciale della stessa vittima, uno degli indagati si è presentato come figlio di un boss mafioso e avrebbe richiesto il pagamento mensile di una consistente somma di denaro come presupposto per poter proseguire l'attività di commercio dei fiori, ricordiamo, nel cimitero di Farello, il secondo cimitero di Gela. Nel corso delle indagini sarebbero emersi molteplici riscontri oggettivi in ordine alle contestazioni mosse agli indagati e giudicati sussistenti gravi indizi di colpevolezza dal giudice per le indagini preliminari e sono state emesse le misure cautelari personali della custodia in carcere.